Allora, poi torneremo anche a parlare naturalmente della finanziaria della Regione del Veneto. Voglio però dedicare questo spazio invece a capire questo fondo pensionistico Solidarietà Veneto, il tuo fondo al sicuro, questo è un po' il vostro esordio. Che cos'è? Beh, Solidarietà Veneto è un'associazione tra lavoratori ed imprese che ha come scopo quello di costruire welfare, benessere per i lavoratori e le imprese stesse del territorio, quindi andando ad integrare la pensione pubblica erogata dall'INPS che, come sappiamo, con l'introduzione della legge Dini, quindi andiamo indietro ben di 20 anni, legge Dini 1995, sistema contributivo, sappiamo che le pensioni erogate dall'INPS saranno più basse per questioni sostanzialmente di carattere demografico. Esattamente 25 anni fa, il 30 gennaio del 1990, veniva fondato questo fondo, che è dunque uno dei più longevi, possiamo dire, in Italia, mette assieme i due punti, direi, fondanti, punti di forza anche del nostro territorio, che sono il lavoro e l'impresa, e raccoglie risorse appunto per andare a erogare prestazioni pensionistiche complementari a tutti i lavoratori dipendenti dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e anche ad alcune figure del lavoro autonomo, come ad esempio gli artigiani autonomi, i coltivatori diretti, gli atipici e così via. Oggi Solidarietà Veneto, dopo 25 anni di storia, ha accumulato un patrimonio di circa 900 milioni di euro con 48.000 iscritti, viene da alcuni anni particolarmente buoni in termini di crescita dimensionale, anche se dobbiamo dire che non sono stati complessivamente anni buoni per il sistema della previdenza complementare italiana, perché alla luce anche della crisi molti fondi hanno ridotto la loro dimensione. Noi siamo invece piuttosto contenti perché dal 2007, diciamo dall'epoca del silenzio assenso, siamo comunque cresciuti, siamo appunto a 48.000 e questo ci dà anche fiducia per essere un punto di forza per quanto riguarda le aspettative pensionistiche dei lavoratori del Veneto per i prossimi anni. Ecco, è corretto, vedo che c'è una telefonata, io do la parola, però voglio sapere se era corretto che voi siete stati, avete la partecipazione di CISL, WIL, Confapi, di Confindustria, Associazione Artigiani di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Federclai, Sì. ma non CGL? Sì, è corretto. Spero che non ci siamo dimenticati di qualcuno. Comunque sì, una cosa direi di fondamentale importanza da sapere è che il fondo ha natura privatistica, è un'associazione che ha i rappresentanti dei lavoratori che sono stati indicati e i rappresentanti dei datori di lavoro. Per curiosità, perché non CGL? Beh, bisognerebbe chiederlo alla CGIL. Sì, è una scelta insomma Nel senso comunque. che in Italia ci sono 3 fondi territoriali, Solidarietà Veneto in Veneto, in Trentino Alto Adige c'è il fondo Labor Fonds e in Valle d'Aosta il fondo Fopadiva, e so che CGIL è parte firmataria degli accordi per queste 2 ragioni, non lo è per Solidarietà Certo, Veneto. no, era proprio una questione capire se c'erano varie situazioni nel merito. Un attimo solo, Sì. guardi. Pronto? Pronto signorina, buongiorno. Sì, buongiorno, prego, dica. Sono Mario della provincia di Padova. Sì. Io faccio l'inventore e ho inventato un lavoro nuovo. Nuovo, non è nuovo, però può occupare dai 300 ai 400 persone. Io ho bisogno di uno che mi venga a trovare o che mi mandi a chiamare e io vado dove la filovia e il tram mi porta. Ho capito, un finanziamento. No, non voglio il finanziamento, No. Io voglio parlare con qualcuno dello sviluppo, del Veneto Sviluppo, affinché loro organizzino con me, e io porto la mia invenzione, organizzino la fabbricazione di questo prodotto. Io non voglio soldi, perché ho un'età che non me ne fare niente dei soldi, anche perché i soldi non sono mai troppi, però io vorrei a far passare il Veneto Sviluppo e la storia. Ecco, vediamo se c'è una sezione che può occuparsi anche di questo, che abbiamo capito. Grazie del suo... Il telefono lo possono avere dalla segretaria telefonista che mi ha passato il numero. Va bene, autorizza quindi a dare il suo numero, grazie molte. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Solo una battuta. Esiste una parte di Veneto Sviluppo che può fare da consulente per chi ha questo tipo di iniziative? Allora, la Regione del Veneto ha tuttora in corso, ha destinato una parte delle proprie risorse proprio all'area della ricerca e sviluppo.
quest'area è gestita con risultati a volte anche criticati, che io stesso ho criticato, no? Cercando poi di migliorarli, in parte da Veneto Sviluppo che esamina le istruttorie e in parte dalla Regione che poi dice se il finanziamento va davvero erogato, oppure anche il contributo, che poi questo finanziamento include una quota di contributo a fondo perduto anche significativa. Quindi esiste, insomma. Ecco, sì, esiste. Quello che io consiglierei è proprio di avere la possibilità di un confronto. Infatti quello perché, che non è escluso, perché poi ci sono altri strumenti che potrebbero in questi casi essere strumenti di intervento, per esempio le nuove iniziative oggi noi le chiamiamo anche start-up, no? Certo, che sono start-up. poi Quindi, che hanno diciamo, una filosofia sottostante. Rivolgersi a Veneto Sviluppo a chiedere proprio dell'ambito della ricerca e sviluppo per questa sì, se poi magari siamo in grado di avere i riferimenti mi faccio carico io di far chiamare questo imprenditore. Grazie Presidente, grazie molte. Ecco, questo è per esempio un'idea di quello che può essere fatto e dell'utilità che può avere effettivamente, perché ha bisogno anche di avviare una start-up, che serve una nuova realtà aziendale. Prego, l'avevo interrotta, quindi abbiamo visto da chi viene amministrato, che diciamo questa associazione che però di base è un fondo pensionistico e... Sì, e appunto ha come obiettivo quello di erogare prestazioni. Possiamo dire che dall'epoca della fondazione ad oggi ormai Solidarietà Veneto si è consolidato come realtà molto conosciuta, direi, nel territorio, soprattutto nell'ambito dell'industria e dell'artigianato, avendo erogato ormai 17.000 liquidazioni a persone che sono andate in pensione. E in particolare, diciamo, nel territorio siamo contattati tramite la nostra rete di sportelli informativi che sono ospitati dalle sedi delle parti istitutive che lei ha citato proprio poco fa, e quindi questo è un punto di contatto molto importante per i tanti lavoratori che, specialmente in questa fase con la tematica del TFR in busta paga, così desiderano raccogliere informazioni, soprattutto anche per quanto riguarda le questioni fiscali legate al risparmio previdenziale. Un'opportunità che magari non è detto che ci sia in altri territori diversi da Ecco, ma vale ancora la pena di pensare a un fondo pensionistico? Perché se ne è parlato anche recentemente, insomma, voci diverse, tassazioni, insicurezza, perché le dice è un fondo stabile e sicuro. Dove sta la fonte di sicurezza, di stabilità, in un momento in cui viene messo in discussione tutto? Quando meno uno se l'aspetta veramente, si scoprono cose che non ci si immaginerebbe nemmeno. Ci sono, direi, diversi punti di forza che un fondo pensione come il nostro riesce a mettere a disposizione del potenziale risparmiatore oggi. Innanzitutto l'esperienza. Non c'è in Italia un fondo pensione con una storia lunga come la nostra, dopodiché la territorialità. Il fatto di poter incontrare le persone fisicamente ti permette di spiegare determinati aspetti che magari attraverso un call center diventano di difficile replica, di difficile anche apprendimento. Quindi già la questione del contatto è, per quel che ci riguarda, un punto di garanzia. Poi dovremo andare a vedere anche quelli che sono stati i numeri degli anni passati. Noi effettivamente veniamo da un decennio in cui le crisi finanziarie sono state quasi all'ordine del giorno, Lehman Brothers nel 2008, esatto. La crisi della Grecia nel 2011. Noi quotidianamente interloquiamo con lavoratori che partono da un presupposto di paura, di sfiducia. Esatto, infatti, quello che diceva questo. Sì, esatto, appunto. Quali sono i numeri in questo decennio? Beh, noi abbiamo chiuso l'anno 2014 con dei risultati straordinari. Il 2014 è stato, per quanto riguarda i rendimenti, il migliore degli ultimi 15 anni, tranne il 2009, l'anno dopo la crisi di Lehman Brothers, quando ci fu la ripresa dei mercati. Complessivamente in questo decennio il risultato in termini di rendimento netto che hanno dato i 4 comparti di Solidarietà Veneto è sempre superiore alla rivalutazione del vecchio TFR, diciamo così, in azienda, o che comunque si può destinare all'INPS nelle aziende con più di 50 dipendenti. Quindi abbiamo vicinanza, possibilità di spiegare le cose, risultati sicuramente molto buoni, assolutamente competitivi, e anche tutto sommato un impianto normativo che, al di là delle questioni che possono essere state lette o che vengono riportate magari qualche volta frettolosamente dai giornali, è di tutto riguardo. Cioè in Italia oggi il risparmio, l'unica forma di risparmio tutelata fiscalmente è il risparmio previdenziale, in quanto i versamenti al fondo pensione sono deducibili fiscalmente nel limite dei 5.164 euro, i vecchi 10 milioni di lire, quindi in sostanza tu versi al fondo, non paghi le tasse sul reddito che destini alla previdenza. Al momento della liquidazione finale l'utente, il socio, diciamo così, l'associato al fondo, ha diritto a una prestazione con una tassazione agevolata che si riduce in virtù dell'anzianità fino a un minimo del 9%, pensiamo un po' a qual è la tassazione che si paga, ben diversa sul nostro stipendio.
Per quanto riguarda i rendimenti, invece, i rendimenti del fondo pensione, nonostante le novità che ci sono state nell'ultima legge finanziaria, sono tassati meno dei rendimenti, ad esempio, di qualsiasi altra forma di rendita finanziaria, per esempio derivante dall'investimento in un'obbligazione privata, in un fondo comune di investimento, salvo i titoli di Stato. C'è da dire peraltro che anche per quanto riguarda i rendimenti del fondo pensione derivanti dai titoli di Stato, in quel caso la tassazione è agevolata comunque al 12,5. Ora, un impianto fiscale vantaggioso, una struttura contrattuale buona, la vicinanza e i risultati danno sicuramente delle buone prospettive per i lavoratori. A questo va aggiunto... Un attimo solo, c'è una domanda, ma il fondo pensione può investire nello sviluppo delle imprese? C'era un messaggio che chiedeva prima. Il fondo pensione può e anzi è un compito, se vogliamo, del fondo pensione quello di investire nel futuro delle imprese. Bisogna vedere se i fondi pensione l'hanno fatto. Nel 96 ci fu la disciplina, il decreto 703 del 96, che diceva che tra le varie tipologie di investimento che il fondo pensione può fare ci sono anche le piccole e medie imprese. Purtroppo questa norma per molti fondi pensione è rimasta lettera morta. Ci sono un mucchio di fondi pensione privati promossi da banche ed assicurazioni che hanno certamente come scopo quello di portare rendimento e di contenere il rischio per i beneficiari, ma che probabilmente non hanno messo l'accento su questo pezzo di normativa. Perché è troppo rischioso? No, non credo che sia una questione di rischio, forse una questione di complicazione nella gestione, perché noi l'abbiamo provato, anzi la diversificazione dell'investimento anche nella direzione delle piccole e medie imprese è un fattore di riduzione di rischio, perché allo stato attuale tutti i fondi pensione mondiali, direi europei, lo fanno, gli italiani sono arrivati dopo, l'hanno fatto in misura inferiore, noi abbiamo cominciato questo percorso non tanto per andare in cerca di rischio, ma per contenere il rischio. La diversificazione mi riduce il rischio, mentre se vado nell'unica direzione degli strumenti quotati ho un rischio maggiore. Ecco, parliamo delle forme di investimento, che cosa investite e se siete agganciati a qualche cosa. Sì, allora diciamo così, il lavoratore che sceglie di aderire a un fondo pensione come Solidarietà Veneto chiaramente avrà una propensione o avversione al rischio che molto spesso è individuale ed è ben diversa tra un ventenne, diciamo così, e una persona che si approssima alla pensione, magari è nel fondo pensione da molti anni. Allora il fondo pensione mette a disposizione diverse possibilità, diversi comparti di investimento, il dinamico per i più giovani, il reddito, il prudente, e per chi si approssima alla pensione un comparto che si chiama garantito TFR, tale da dare la garanzia di un risultato quantomeno pari in termini di rendimento alla rivalutazione del TFR in azienda. Allora, questi 900 milioni distribuiti in questi 4 comparti vengono dati in gestione a dei gestori finanziari scelti tramite gara. Questo è uno dei punti di forza del fondo pensione, perché poter scegliere il gestore e determinare in base al risultato il suo futuro, la continuazione di un rapporto oppure cambiarlo, permette ai lavoratori di governare la gestione. Diversamente in un prodotto, diciamo così, dove il gestore tu lo prendi ed è quello e te lo tieni, non hai più il coltello dalla parte del manico. Quindi questo è un punto di forza dell'associazione che può valutare i risultati e eventualmente anche cambiare i gestori scegliendoli tramite gara e abbattendo i costi nell'ordine del 90% rispetto a un prodotto dove non c'è la gara. Cioè, è impressionante quando lo si dice, però il rapporto è proprio quello. I costi dei fondi pensione negoziali come Solidarietà Veneto sono 1/10 rispetto magari alla concorrenza dove le gare non ci sono. E come funziona negli ambiti del fondo pensione? Quindi ogni mese c'è il versamento da parte della persona di una cifra, di una quota. Più o meno. Sì. Quando la persona, come spesso purtroppo sta succedendo, cosa anomala nel sistema, ma di fatto è così, perde il posto di lavoro e resta per anni senza. E qua abbiamo segnalazioni sempre più frequenti di persone che hanno raggiunto i 50 passanni, posizione lavorativa anche ottimale, escono dal mercato del lavoro, fanno lavori saltuari o consulenze con partita IVA, ma cambiano completamente le loro prospettive. O giovani che lavorano 3 mesi sì, 2 no, eccetera. Poi proprio ne parlavamo e ne parleremo anche questa sera in trasmissione, tutta la questione di chi è costretto poi a lavorare in altre condizioni non legali, perché e abbiamo scoperto dei versanti anche molto vicini a noi, enormi. Fatto sta che non possono versare niente. Beh, diciamo così. E quindi si può uscire? Sì. Che cosa si può fare? Qui è importante sapere che il fondo pensione è uno strumento estremamente flessibile. Allora, finché il lavoratore dipendente è in forza, versa attraverso l'azienda, contributo azienda, TFR, eccetera. Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, la palla passa al lavoratore, il quale, chiaramente ci succede molto spesso, se è in una situazione di forte bisogno, può chiedere chiaramente il riscatto al fondo pensione
un paio di settimane fa il mio collega che segue lo sportello informativo, uno sportello informativo della zona della sinistra Piave, è rimasto fino alle 9:30 di sera perché aveva chiuso un'azienda e c'era la necessità di dialogare con questi lavoratori che dovevano decidere che cosa fare, se prelevare, se gli conveniva, se conveniva tenere lì la posizione in attesa magari di una nuova occupazione. Quindi quella del mantenimento. Cioè congelarlo senza pensare a niente e poi riaprirlo, senza perdere però... Beh, certamente no, anzi continuando a maturare i rendimenti, altrimenti non ci sono. Anzi, sappiamo che l'anzianità di iscrizione al fondo, anche senza versamento, mi comporta una riduzione dell'aliquota fiscale che io vado a pagare alla fine. Quindi noi abbiamo per esempio tante mamme che rimangono a casa perché nell'età così, quando i bambini sono piccoli non riescono ad andare a lavorare, tengono l'iscrizione al fondo, non versano, ma l'anzianità matura e le tasse che si pagano poi sono più basse. Quindi questa è la prima opzione. Abbiamo effettivamente molti casi anche noi di lavoratori che passano dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e allora a quel punto cosa fanno? Tengono la posizione e il versamento al fondo pensione in quel momento lì non è più come dire, legato dalla meccanicità della busta paga, no? È il lavoratore autonomo che decide di sua spontanea iniziativa quando versare e quanto versare. Perché questo? Perché ci sarà un anno in cui il reddito è buono, in cui avrà la possibilità di versare e anche risparmiare tasse, un anno magari nel quale gli affari vanno un po' meno bene, quindi decide di non versare, l'anzianità matura, i rendimenti maturano, tutte le opzioni sono dalla sua parte. Perfetto, quindi è possibile anche questo. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.